Buongiorno a tutti, die e Campacui in FM, secondo giorno in Biwario, oggi ci ne gulemo in Bizzaon, a ridroit un padrone d'albergo si chiama Paul-Marie Baldacci. RCFM e Campacui. Ho sempre avuto l'intenzione di comprare qualcosa in montagna e ho usato i corti, ma ho fatto la mia carriera di radio, entre guillemets, in Ajaccio, a Anche Avanci. Voilà. E in 2000, quando sono partito dalla ritirata, in 2016 siamo cascati innamorato di questo luogo e che abbiamo comprato con la moglie. Voilà. Dunque siamo venuti qui e abbiamo fatto tutti i lavori perché c'è un anziano albergo che era appena vecchio e abbiamo fatto tutto in condizione, abbiamo avuto le 3 stelle. Voilà. E, voilà. Ma 3 stelle in montagna, di qualcosa che se non può mica fare comparazione con le 3 stelle che in piaggia non è mica lo stesso. Voilà. C'è lo spazio, c'è tutto, la gente può passare come le vogliono, non sono mica le gambe sono grandi. Voilà. Dunque abbiamo fatto qui e facciamo donc 5 stagioni che siamo qui e facciamo tutti gli anni di lavoro. Stanno facciamo il chalet che viene da Redo, facciamo tutte le pitture sicuramente perché cioè, tutti gli anni c'è sempre qualcosa da fare, voilà. E facciamo le cose. Dunque se volete tanto lo spazio che volete qui, ci dico abbiamo mica tanta gente perché qui ci sono gente che mi dicono puoi mettere 100 persone, non è mica ciò che volevamo noi. Io metto un massimo 40-45 persone perché così la gente sono veramente a largo, come lo si dice. Il pubblico, abbiamo gente che va nella montagna, dunque la gente abbiamo a poco preso 35% della gente che vengono di stranieri, dell'Europa, ma anche di altri luoghi dell'Europa. E tutto il resto, donc, una gente francese che viene tutti gli anni e che va a noi Gervin e sapete che il Salone siamo in pieno mezzo. Voilà. E dopo abbiamo una clientela che viene al mese di luglio ed agosto, che vengono, come dice il francese, en villeggiatura. Voilà. Per passare 4-5 giorni qui a fresco, con la nuova fresca. Allora, questa clientela è piuttosto aiacina, ma di più in più ci sono gente che vengono o di Bastillo o di Bottivecchio. Il progetto, sapete che l'anno passato eravamo sempre in piena progressione e l'anno passato sapete che c'è stato il Covid, dunque il Covid ci ha fatto male sicuramente, ha fatto male alla gente, prima ha fatto male alla gente, ma per la gente che hanno per l'economia è stato un coso veramente magnifico. Ma ci siamo messi a costante, l'abbiamo fatto così, c'è sempre appena il mondo, stanno le reservazioni ce n'è appena di meno perché la gente aspettano. Allora, questo famoso test PCR, la gente allora dice no, c'est bien perché quando veniamo in voi sappiamo che siamo più tranquilli. Voilà. Siamo più tranquilli perché quando andiamo in altri luoghi la gente hanno appena paura. Voilà. Sapete, voilà. Dunque per quest'anno dice Radio che se avremo una stagione come quella di anno passato sarà anche meno male, ma per ora siamo appena in da nebbia. E domani da Bizzaon ci ne rivaleremo in paese di Biwario a ridroit un impiegato di Meria ben conosciuto in Deurudione, si chiama Joseph Lugiani, detto Ciatoni, impiegato a Meria di Biwario da il 1977. A domani dunque per un nostro terzo giorno in paese di Biwario. RCFM e Campacui.